più attività a venire. Abbiamo adesso invito Marcello Fracanzani, il consorzio Marcello Fracanzani, a venire per la presentazione ai soci, che ha un titolo divertentissimo, si chiama Galline in crociera, ovvero cosa arriva nel piatto. A te Marcello. Grazie Presidente per la parola, grazie per quello che fai e per come lo fai, tracimante e tellurico nel mantenere viva l'attenzione e l'operatività e l'incisività di questo storico istituto nella città di Venezia e non solo, vorremmo dire, nel dominio. Grazie a Donatella Calabri per quello che ha detto e per quello che sta facendo, per esempio in materia di tassazione e di illuminazione nella Venezia del Settecento, ma anche su Airbnb, residenza, dimora, domicilio. Tutti aspetti che dimostrano come il diritto, a piccole dosi sicuramente, possa essere sicuramente interessante, ma anche qualche volta divertente. Me ne sono persuaso. Prima però di iniziare nei termini, perché ho qualche rudimento di diritto, ma sono un cultore della buona educazione, e quindi nei termini rigorosi temporali che mi sono stati assegnati, e parte della identità dell'istituto il ricordare. E quindi io qui faccio memoria di Feliciano Benvenuti, a cui debbo la cattedra di diritto amministrativo che indegnamente ho ricoperto. Quando mi affacciai qui nel 94, proprio erano le giornate luzzattiane sulla storia e quindi è un momento particolare. Interpretava in distico con Sandro Franchini un stile, un modo di essere, un modo di interpretare e fare cultura fuori dalla università in allora mai superati turbolenze, con una continuità che era rassicurante. E ricordando Benvenuti non posso che ricordare anche Leopoldo Mazzarolli con quel signorile disincanto che lo caratterizzava nel condurre le cose, nell'affrontare i problemi, insegnando un approccio scientifico, cioè rigoroso, nello studio del diritto, affrancandolo da profili sociologici. Questo vedo poi qui davanti la signora Palandri che ha raccolto il testimone e l'ha continuato. Mi fermo qui perché altrimenti andrei su chi è in carica adesso e potrebbe essere magari una captatio benevolenza. Il salto è grosso. Il salto, questo l'hai detto tu, non l'ho detto io, continuo con i salti grossi e facciamo gli auguri per i 70 anni a Luigi Garofalo che oggi c'è un convegno in suo onore, molti soci sono lì a festeggiarlo come è giusto che sia e quindi gli porgiamo senz'altro i nostri auguri e da buon romanista gli diciamo ad maiora. Vengo senz'altro al punto che si confà sia con il cibo come la cucina italiana come bene immateriale dell'UNESCO, come è stato ricordato precedentemente, ed è stato un risultato dell'Accademia Italiana della Cucina, istituzione culturale della Repubblica Italiana, primo esempio di bene immateriale dell'umanità come cibo, beni immateriali ce ne erano già stati altri, ed è interessante anche se devo dire la cucina italiana non è solo questo. Perché? Immaginate un capannone chiuso dove sono ricoverate tante galline elevate da terra, ciascuna chiusa nel suo spazio vitale molto ristretto, il suo Lebensraum assai ristretto, dove effettivamente c'è un'alternanza di lampadine rossa e blu su 9 ore. E la gallina quindi ha l'alternanza giorno-notte non nelle 24 ore ma nelle 18 ore. Il che fa sì che è stimolata a produrre un uovo ogni 18 ore anziché ogni 24, il che vuol dire che a 36 ore ha già deposto 2 uova e a 72 ore ne ha già deposti 4, a 96 va già per il quinto, quando dall'altra parte siamo ancora indietro, siamo ancora ai 4. È un aumento, se vogliamo in qualche misura, di un modulo di 3 ore, 9 anziché 12, del 25%, con quindi una redditività non da poco.
Ma questa gallina noi la nutriamo, non noi come plurale maiestatis, non noi come Istituto Veneto, ma noi come veneti, perché dal Veneto parte l'indagine che vi sto esponendo, svolta attenzione, non con i poteri del magistrato, ma con quella che sono semplicemente i poteri di investigazione della ricerca scientifica. Bene, vengono date due fonti di nutrimento. Allora, da una parte arriverà una cosa che diremo alla fine, dall'altra, una canaletta, arrivano i prodotti della segatura, potremmo così dire in senso improprio, della lavorazione del marmo. E quindi è un pietrisco, polvere di pietrisco, che dei bilici delle cave vicine o di pietrisco depositano in ogni settimana. E questo aiuta ovviamente le galline che non possono zampettare liberalmente ad assumere la sostanza con cui secernere poi il guscio dell'uovo. E sono ovviamente, data la promiscuità, dato lo sforzo, sono aiutate con massicce dosi di medicinali, le nostre povere galline. È chiaro che voi sapete, non mi rivolgo solo agli ingegneri, che quando il contagiri è sempre in zona rossa, dopo un po' o si cambia marcia o il motore grippa, termine che i giovani forse conoscono meno e che ci avevano insegnato ai tempi della scuola guida. E quindi queste galline possono reggere questo ritmo di produzione ovaiola solo per un certo periodo, che guarda caso è anche il periodo in cui mettono il massimo di massa, non voglio dire muscolare, ma di massa grassa. Tendenzialmente quindi dopo 2 mesi e mezzo la gallina cessa di rendere così tanto e bisogna provvedere diversamente. Che cosa si fa? Non la si macella, no, assolutamente, perché la si carica su dei camion viva, su tante gabbiette con camion a rimorchio, e vi invito, sono sicuro che da questa conferenza in avanti farete caso, in autostrada vedrete questi camion, anche voi noterete, c'è ecco qua le galline in crociera. La direzione di solito, quando i camion sono pieni, è verso sud. E molto spesso perdono un po' di piumaggio, le galline sono tendenzialmente marroni, ce ne sono anche bianche. C'è diversa scuola di pensiero, anche qui la dottrina è divisa, se sia meglio la gallina bianca o la gallina marrone, dal piumaggio bianco o dal piumaggio marrone. Non voglio entrare in questioni di altro tipo. E dove vanno queste galline? Vanno direttamente a Napoli. Se qualcuna muore per strada, la Tereviie viene gettata dal camionista rumeno. Perché rumeno? Perché la patente e il contratto viene fatto in Romania, il camion anche immatricolato in Romania, dove il gasolio è molto meno, il camion ha dei depositi di gasolio extraterritoriali, ma di gasolio rumeno in Italia, il camion con il pieno di gasolio rumeno fa, che è sempre gasolio italiano, cioè sempre gasolio uguale al nostro, non è diverso, camion fa 3 litri a 3 km con 1 litro, quindi con 300 litri di serbatoio, che è il massimo per avere un serbatoio, poi possono avere anche 2 serbatoi, fa 900 km, quindi capite che sale e scende da Napoli. A Napoli viene imbarcata, vengono tutte imbarcate. Le galline vengono imbarcate e vanno dove? E vanno in crociera, ecco le galline in crociera in Tunisia. E arrivano in Tunisia. In Tunisia arrivano in una bellissima latere deserti, un grande opificio dove il costo dell'operaio è 50 centesimi all'ora, dove le modalità di macellazione sono ben diverse che dall'Italia, e a questo punto le galline vengono sezionate. Ciò che non va bene è buttato nel deserto, con quel sole ovviamente il biodegradabile è un must ed è immediato, e arrivano a tutta velocità da quella parte lì. Controllo sempre l'orario. Perché pagare in denaro con tutte le fluttuazioni che ci possono essere delle monete deboli, la primavera araba, quello che abbiamo vissuto è stato vissuto, noi non l'abbiamo vissuto, hanno vissuto di là.
Meglio pagarli in natura, gli lasciamo un po' della carne delle galline. D'altronde quelli sono paesi musulmani, non ci consuma maiale di nessun tipo, la possibilità di allevare una vacca è fuori di misura perché il foraggio e l'acqua di cui ha bisogno un bovino è completamente incompatibile e quindi c'è molto consumo di pollame. Quindi li paghiamo in parte di pollame. Cosa torna su? Torna su il resto della carne e, attenzione, le piume e l'eviscerazione, la quale viene tutta mescolata, emulsionata e ritorna su. Ritorna su, a questo punto la parte in carne viene sul supermercato, dove vengono come crocchette di pollo e l'altra parte invece di viscerazione, mi sono informato e prima con la cucina non ci aspetta pollame nella nostra colazione, altrimenti non vi facevo la conferenza. E viene rimandata all'opificio dove entra nell'altra canaletta di nutrizione. Quindi la gallina diventa anche, diventa anche carnivora e non vorrei dire insomma, che diventa a questo punto anche cannibale. Mangia quindi quello che ha che le sue più sfortunate precedenti e ingerite, ecco allora la necessità di integrare con. Attiriamo allora, questa è un po' la cronaca delle uova così prodotte, questa è la cronaca della nutrizione, attiro la vostra attenzione su un profilo, su alcuni profili. La carne, la gallina, non è mai passata in proprietà, non c'è una cessione da gallina né viva né morta dall'originario allevamento veneto, né ai trasportatori, né all'opificio tunisino, né nulla fino all'immersione sulla grande distribuzione in Italia. È carne italiana? La ditta veneta non produce, non produce scarti o rifiuti o come si chiama adesso, perché noi siamo molto fantasiosi come giuristi, materia prima secondaria, che è una bellissima contraddizione in adiecto. Cioè quello che è rifiuto da una parte, in questo anche gli economisti però ci aiutano, che quello che è rifiuto da una parte diventa materia prima per un'altra catena produttiva. Per cui anche ha i vantaggi di essere una ditta molto molto riciclona, perché effettivamente le galline che muoiono, come abbiamo detto, è il camionista che le getta a latte vie. Quelle che degli scarti di lavorazione sono smaltiti nel deserto tunisino e di là non si ha più traccia già nel giro di 2 giorni, quello che è viscerato finisce di nuovo nella canaletta come nutrimento della gallina. Dice, avranno pure delle deiezioni queste galline? Sì, poverine, le teniamo lì al buco, la luce, accendi, spegni, facciamo fare uova, però anche loro fanno le loro cose, quelle che in Veneto chiamiamo schitti, i quali però sono ricchissimi di ottime sostanze per la floricoltura e quindi anche quello che le galline producono, le uova vanno da una parte, sempre la grande distribuzione, il resto viene raccolto e reimmesso nel mercato della floricoltura. La ditta ha anche dei premi perché è una ditta riciclona, non produce immondizia, non conferisce immondizia e quindi non ha nemmeno i costi. Cominciamo a ragionare in termini economici e giuridici, non ha i costi dello smaltimento dei rifiuti, non ha i costi della macellazione, le deiezioni animali vengono vendute e addirittura si fa pagare per ricevere quelli che sarebbero portati in una discarica di inerti, cioè chiamiamola segatura di Pietrisco, che prende invece. E quindi si fa pagare meno e aiuta la ditta i cavatori, che anziché conferire in discarica di inerti quel prodotto, te lo prendo io, tanto lo do da mangiare alle mie galline. Prende anche un premio, perché giustamente questo ciclo produttivo
è da premiare in quanto non produce immondizia, recupera tutto all'interno del sistema produttivo e incentiva anche l'occupazione nei paesi emergenti. È carne italiana? Ma attenzione, fate attenzione all'etichetta, adesso fate attenzione molto alla pubblicità. Non ti parlano di carne italiana, ti parlano adesso di carne allevata in Italia. L'attenzione è forte. È come quando facciamo la prima indagine sull'olio di palma, allora la pubblicità dice sempre senza olio di palma, senza olio. Adesso si sente un po' meno, ma è sempre senza olio di palma. Qualcuno comincia a dirti galline allevate a terra, che quando vedi €1 24 uova, uno comincia a pensare se per €1 possono essere 24 uova, se quelle uova siano uova, se quella carne sia carne, oltre prima di essere carne italiana. E vedete, questo discorso ci riporta a quello che secondo me è il diritto fondamentale, che è più della vita. Il diritto fondamentale sono convinto che sia l'identità. Tant'è vero che Hitler, nei lager, prima di toglierti la vita, ti toglieva l'identità, ti metteva un numero, e il numerare fa uguali, il numerare rende fungibili, con buona pace degli illuministi. E quindi l'identità, ciò che dura oltre la vita e che è insito di un soggetto. Si è corsi ai ripari e si è detto è carne italiana se almeno le 4 fasi principali: ideazione, lavorazione, confezionamento e immissione sul mercato avvengono in Italia. Però vedete, quella carne resta sempre italiana perché la proprietà resta sempre della ditta veneta che fa questo lavoro, la quale paga, tra l'altro, come abbiamo detto, in merce la ditta tunisina, paga non in merce, questo in soldi, il camionista rumeno, recupera soldi dal cavatore veneto, recupera soldi dal floricoltore veneto e recupera soldi dal premio di incentivazione dei programmi europei, perché dice io sto studiando e sto implementando. Costa meno che produrre in Italia sicuramente, perché la macellazione in Italia ha altri costi, altre regole, altri principi, vorrei dire. Però è anche ben vero che si favorisce l'economia dei paesi emergenti. La stiamo favorendo veramente? Pongo solo i problemi, non ho la soluzione, non voglio darvi la soluzione, non ve la voglio dare subito. Perché dopo le galline in crociere parliamo delle vacanze suine. Allora, c'è il prosciutto di San Daniele, il quale ti dicono chiaramente che le cosce non tutte sono di San Daniele, ma alcune sono anche di Parma, perché sono quelli più vicini e simili a loro. Scrofaia San Daniele, una scrofaia San Daniele con le autorizzazioni sanitarie necessarie, vedete anche il diritto amministrativo ha un suo perché, richiede a dei costi che sono consistenti e quindi puoi ottenere al massimo 100 scrofe, o meglio 100 maialini prodotti dalle scrofe, generati, ecco, usiamo il termine dalle scrofe. I maialini in più cosa ne fai? Spiegate voi al friulano, non so quanti ce ne siano originari o comunque che lì stanno lavorando, ecco, Fevelan par Furlan, che il maiale non può, il purcit non deve essere abbattuto, è reato, cioè ti guardano come un provocatore. E allora giustamente che cosa fai? Il friulano si ingegna, si è sempre ingegnato, affitta un terreno, un bel prato in Romania. E in Romania mette il purcit, dicesi maialino, allo stato brado a sgambettare, tra l'altro meglio che nella scrofaia. È un'azienda friulana? Certo. Io, azienda friulana, ho affittato, ho locato, anzi no, è affitto perché è bene produttivo, e intercetto qua non lo sguardo, ma il capo dei triestini che con iattanza olimpica dicono guarda sti friulani cosa fanno, ma lì lo sappiamo, ho imparato che tra triestini e friulani scorre ben più di un fiume in mezzo.
Infatti chiedere un nero può essere pericoloso, perché oltre l'isonzo è un caffè, di qua dell'isonzo è ovviamente un bicchiere di vino. Perché poi sia un nero e non un rosso, questo non l'ho ancora capito, ma penso che meriterà un'indagine. E giustamente vengono macellati poi lì i purcit. Ed è però interessante che questi purcit tornano già sezionati, perché ovviamente lì in Romania fai prima che non macellare in Italia, con 5 gambe. Non è una cosa sconcia, non sono all'aretino in questo momento. Torna proprio con 5 cosce, ecco, siamo precisi. Perché giustamente quelle che contano sono le cosce. Che le cosce dovrebbero essere 2 perché le altre sono spalle, ci insegnano. Qua evidentemente in Romania tornano così. Tornano o da questa parte o tornano al Brennero. Qualche volta quando tornano al Brennero vengono intercettati e ci sono c'è problema. Ma dico, io sono la mia azienda, libera circolazione delle merci, intraeuropea, è sempre la mia merce, non c'è neanche un problema di fattura, di bolla di consegna, perché è la merce mia che era lì ed è merce mia quella che torna di qua. Cosa vuoi da me? E poi vendo come San Daniele. Se voi visitate un prosciuttificio, cosa che ho fatto anche recentemente, ti dicono chiaramente non tutte le cosce vengono da San Daniele, molte vengono da Parma e qui si fermano, giustamente, licet mercatoribus sesa in bonire. Ma ci sono, oltre che le vacanze suine, anche gli asparagi in Costa Brava. Perché se vi capita di guardare, di circolare nella zona di Bassano durante la primavera, troverete torme di bilici, dicasi in termine tecnico autoarticolati, con targa spagnola, che come i pellegrini sulla via Francigena, di ritorno alla via Francigena, risalgono in maniera pigra e metodica la strada che porta a Bassano. Sono onusti del pregiato vegetale coltivato in Costa Brava in tende coperte dai teloni dell'immondizia neri per impedire la clorofilla e ottenere tanto caldo, tanta acqua, pompano il vegetale, arriva l'asparago bianco, che mette una fascetta di Bassano. Perché? Perché la ditta è di Bassano, ma la ditta è poco più che una targhetta sulla porta di un commercialista nella strada buona di Bassano. Questi asparagi poi vengono subito venduti al ristorante di Lubiana. Supero le battute che potrebbero fare i friulani e i trestini su quelli di Lubiana. Già la semiologia dello sguardo mi dice che ho intercettato un tema sensibile, i quali comprano asparagi di Bassano e ti mettono sul menù tagliatelle con asparagi di Bassano. Ma tu ne vedi, è in via Vittorelli a Bassano e sono asparagi di Bassano. L'identità. Sei di Bassano perché sei residente a Bassano, sei di Venezia perché sei residente a Venezia. Qui so di aprire un varco enorme perché insomma la Bibbia ci dice che uno sia ebrei fino alla 7ª generazione e che Dio punisce fino alla 7ª generazione. E quindi qui mi fermo. Dopo la pars destruens, però, devo dire, avvicinandosi il tempo della chiusura del mio intervento, ma restando disponibile per le domande, come mi è stato raccomandato dal Lord Cancelliere, the Lord Chancellor, che effettivamente qualcosa si può fare. Cosa si può fare? Allora già Galileo Galilei, che è l'alma mater Università di Padova, dove mi sono sempre più indegnamente formato, ricorda natura non nisi parendo vincitur. Allora, se noi cominciamo a tentare di lottare contro il mercato, la concorrenza, che in inglese è competition, la potente DG5 competition della Unione Europea, ma che il povero di spirito traduce come competizione. E il povero di spirito, ci diceva quel tale,
sarà chiamato figlio di Dio. Makario ioi ptokoito pneumati, otinomizon tai uioi seu. Questa concorrenza competition sul mercato, per cui tutto deve essere tradotto nel mercato, il mercato rende fungibile, uguale, tutto deve avere un prezzo, perfino i diritti fondamentali devono avere un prezzo, perché devono essere risarcibili, se non sono risarcibili non sono diritti, ci viene a dire la CEDU. Dobbiamo uscire dalla logica della merce. Il cibo non è merce, è cibo. E il cibo è anche medicinale perché la prima forma di cura la fai col cibo, con la dieta. Prima del farmacon, che giustamente in greco vuol dire anche veleno, è solo una questione di dosaggio, è data dal cibo. Allora, se riusciamo, questo è ciò che sto indegnamente facendo in questa fase della mia vita, far uscire il cibo dal percorso, dalla zona merce, e portarlo in una zona diversa, lo sottraiamo alla concorrenza, alla competition, alla DG5, al mercato. Non è che non abbia un prezzo, deve avere un prezzo, ma non ha il prezzo della merce, cioè di più basso è il prezzo, migliore è la merce. Ha dei limiti, come ha il limite ovviamente il farmacon. E come, ancora una volta sempre per via economica, dici quello che risparmi in questa forma, se per me dite che non ci sono, in questa forma quello che risparmi o che spendi un po' di più per il cibo lo risparmi in sanità. Leggete le etichette, questo è il consiglio che posso darvi. Leggete le etichette, un bene è italiano quando le 4 fasi avvengono in Italia. Notate i camion che vanno in giù, e ricordatevi di me. Notate anche quando sentite la pubblicità, prodotto in Italia, carne in Italia, sentite lavorata in Italia e sul niente olio di palma sarà invece magari oggetto di alta conversazione et de hoc satis, satissime. Grazie.